Avrebbe potuto rappresentare un dramma, ovviamente sportivo. Ci riferiamo alla clamorosa autorete di Christian Riggio nella gara decisiva di domenica contro il Melfi, finita poi nel migliore dei modi, grazie al pari siglato da Longo e dunque con la salvezza in Lega Pro centrata all'ultimo respiro. Ma la sfortunata carambola del difensore dell'Akragas, che ha spiazzato il portiere Pane facendo rotolare la palla in fondo al sacco, non è passata inosservata. La giocata di Riggio è finita su Striscia la notizia. Il TG Satirica in onda su Canale 5 ha inserito l'autorete di Riggio come premio frittata del weekend calcistico. Premio frittata! L'autogol di Riggio dell'Akragas. Ancora Grea e il tiro tagliato e il Melfi passa in vantaggio! E intanto continua il percorso di responsabilità sociale dell'Akragas, che ha voluto dare un seguito all'iniziativa dello scorso mese di novembre, tornando nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Una delegazione della squadra, con in testa il tecnico di Napoli, ha donato giochi e sorrisi, approfittando dell'occasione per augurare una pronta guarigione ai bambini e un buon lavoro agli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza.